Ed ora parliamo di sanità e project financing, un tema caro al presidente del Veneto Luca Zaia, che ne parla a proposito dell'ospedale di Mestre e di quello di Padova. Vediamo. Per l'ospedale dell'Angelo di Mestre, aperto nel 2008, rate annuali da 40 milioni di euro che l'ULSS 12 di Venezia pagherà sino al 2031 a Veneta Sanitaria Finanza di Progetto. La Procura di Venezia vuole chiarezza su un project financing da quasi 1 miliardo complessivo, sul quale il presidente del Veneto Luca Zaia si dichiara critico. Ci sono dei project, tra i quali questi, dove il peso e il costo finanziario è elevato. L'ho dichiarato non solo ai giornali, non solo alla stampa, ma addirittura in sede di udienza ufficiale della Corte dei Conti durante la parifica del bilancio. Quindi basterebbe andare a vedere, tutti gli anni cito l'esempio dei project financing costosi. Nel caso specifico dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, a quanto ammonterebbe il tasso pagato dalla parte pubblica? Guardi, in questo caso non glielo so dire, anche perché poi il calcolo è un calcolo molto macchinoso. Dobbiamo dire che sono tassi sicuramente non più agevoli sul mercato e dobbiamo anche dire che sono frutto di contratti che sono stati fatti nel passato che non ho fatto io. È una sorta di bocciatura dell'idea del project financing in vista del nuovo ospedale di Padova? Ma guarda, diciamo una cosa con chiarezza, che il progetto di finanza è uno strumento giuridico, una legge nazionale. Se uno è ladro, ruba dappertutto. Il problema non è lo strumento, ma è chi gestisce lo strumento. Per quanto riguarda l'ospedale di Padova, da costruire, la posizione della regione qual è? È che noi stiamo guardando con attenzione, ovviamente stiamo facendo una valutazione con i tecnici su Padova Est. È altrettanto vero che rispetto allo strumento giuridico per poi realizzare l'ospedale, che è il project financing o altre formule, lo si valuta in maniera comparata e ovviamente io ho voluto fin dall'inizio che questa valutazione la facciano i tecnici.